Benvenute e benvenuti, io sono Sabatina Napolitano. Oggi è Pasqua, quindi buona Pasqua, anche se si è fatto un po' tardi. Volevo, finalmente parlare un po' del template di programmazione che io ho pensato in questi giorni e che io propongo se effettivamente un mio collega mi chiede una programmazione. Molto semplicemente, proprio basato sull'esperienza empirica della vita reale. Dall'altra parte del mondo, forse c'è maggiore consapevolezza, quindi ci avviciniamo a una maggiore consapevolezza, a una maggiore profondità. Sono contenta di questo chiaramente. Probabilmente c'è una maggiore consapevolezza, c'è un passaggio di riflessione. I capelli danno fastidio, va bene, ma sono importanti i capelli. Benissimo, quindi partirei proprio su quello che io intendo, per programmare una lezione. Ho letto questo libro di Ivo Denisio, che non so se sia un docente, non so quanti anni abbia, onestamente non si è trovato, non ho trovato informazioni nel libro, però mi ha guidata molto. Difatti l'ho letto in questi giorni e quindi, ho preso anche spunto, anche perché nel libro c'è una grande bibliografia, quindi c'è uno studio profondo su quello che è un'UDA, unità di programmazione, su quella che è la programmazione di unità didattica. Io ho cercato di dire, ciò che faccio io, di mostrare ciò che faccio io, il prodotto che io, vi esplico in maniera rapida, non approfondita e, chiaramente in fieri non è il prodotto reale perché l'ho inventata la traccia. Ho inventato una traccia prendendo ad esempio, delle tracce che sono uscite in passato per la 50, ho inventato una traccia di mio pugno, anche perché mi pare di capire che le commissioni sono fatte da docenti come noi, quindi, ti trovi a parlare con dei colleghi. Per quanto riguarda quindi, l'unità didattica, ho studiato questo testo di Ivo Denisio, che non conosco, che però parla di come si fa un UDA, ma come si fa un UDA non è difficile, è abbastanza semplice perché se si va su Google UDA si trova in immagini oppure proprio sul motore di ricerca si trovano tante unità didattiche. Quindi il problema dell'unità didattica o dell'UDA non si pone, anche se l'UDA che io ho letto in questi anni che ho insegnato, le UDA che mi hanno fatto leggere e le UDA di cui abbiamo parlato coi colleghi erano UDA, devo essere totalmente onesta, relative a progetti. Un UDA oggi si fa relativamente a un progetto, si incontrano più docenti o il CDC e si fa un UDA anche riferita proprio agli studenti. Quindi il destinatario alle volte spesso mi è capitato di leggere degli UDA riferiti a studenti, come delle attività extrascolastiche o delle attività che si svolgono nell'orario scolastico che però non riguardano la pura programmazione di una lezione. Quindi io sono andata a cercare nelle tracce che sono uscite in passato, che hanno dato le commissioni in passato, ma in tutta onestà non ho trovato fai un ODA. Non lo so, stanno parlando in tutti i gruppi, in tutti i siti di saper fare un ODA, ma io non ho trovato da nessuna parte scritto svolgi un ODA, in tutta onestà. E ho trovato questa traccia, ho svolto questa traccia come la svolgerei io con dei colleghi. Quindi adesso vi mostro cosa ho fatto io e cosa penso di fare io. Poi è probabile che cambierò idea, non si sa, però al momento, ad oggi, io insegnando, se un collega mi chiede, perdonami, mi vuoi far leggere la programmazione di questa lezione o di questo modulo? Io produco questo e vi mostro che cosa faccio. Ah, vabbè, questo prima ho controllato se c'erano tutte le slide. Io un'altra cosa che non ho capito è perché tutti quanti si ostinano, hai preparato questo PD, hai preparato questo PowerPoint, hai preparato questo PowerPoint, ma dove c'è scritto che bisogna produrre un PowerPoint?
Non lo so. Queste sì sono slide, ma il file che ho prodotto è un PDF, poi è un collegato il PDF o il Word, anche perché una programmazione si inserisce nella programmazione degli altri docenti, si fa insieme agli altri docenti, queste sono proprio cose della vita reale, quindi io vado a fare un esame con dei colleghi che si insegnano, quindi la programmazione non è che il docente, il mio collega mi chiede un PDF, probabile sì che mi chieda un PDF, un Word, ma è meno probabile che mi chieda un PowerPoint, cioè a che cosa gli serve un PowerPoint? Proprio nell'utilità di una programmazione, a cosa serve un PowerPoint? Non serve a nulla, non serve né al PTOF né a parlare con un'altra persona, però probabilmente il PowerPoint serve a spiegare i contenuti della lezione. Non lo so, non saprei definirlo, però io produco questo, produco un modello tabellare che ho consolidato con la mia breve e umile esperienza e questo propongo. Quindi ci ho messo il titolo del concorso ordinario 2024, scuola secondaria di secondo grado. Traccia. Io di mio pugno ho inventato questa traccia. Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale prevista dalle indicazioni ministeriali, dovrà essere in grado di formulare proposte didattiche argomentate nell'ambito disciplinare, genetica mendeliana e regolazione dell'espressione igienica, perché ho fatto le altre 2 lezioni su questo su YouTube. La trattazione del contenuto deve svilupparsi entro 2 moduli di lezione. Ecco, questo l'ho inventato io. Perché l'ho inventato io, ma c'era anche scritto in delle tracce, 2 moduli di lezione. Per 2 moduli di lezione intendo 2 settimane, quindi deve rivolgersi a una classe del liceo di scienze applicate in cui siano presenti un DSA che necessita la personalizzazione. Allora, questa è un'altra cosa. È difficile che in una classe si trovi un DSA, alle volte si trovano classi dove ci sono più casi DSA, cioè più casi BES, quindi per la personalizzazione chiaramente noi facciamo un PDP, poi il PDP si programma molto prima, quindi tu se la classe è tua lo sai se non è il primo anno dei 5, tu già lo sai, quindi tu prepari subito il PDP, lo tieni già preparato, anche perché preparare un PDP non è una cosa che si fa nell'arco di un giorno. Cioè, preparare un PDP, loro mi dicono prepara, necessita la personalizzazione, va bene, io lo so fare lo schema del PDP, so come si fa una programmazione di PDP, però nella vita reale il PDP ha bisogno dei parenti, dei genitori, del ragazzo, ha bisogno del ragazzo stesso, ha bisogno dell'insegnante per conoscere il ragazzo, il modo in cui apprende, ha bisogno del CDC, quindi la personalizzazione, il PDP e l'individualizzazione sono processi molto seri che riguardano anche la legislazione. Quindi io su questo caso non metto bocca in questo momento. Nel caso mi si chieda come fai una programmazione, come ti poni in questa vicenda, io gli detto le normative, gli dico come si fa, perché chiaramente sono cose che hanno a che fare con l'ambito legale, quindi gli spiego tutta la prassi che si fa. Il contesto. Poi ho scritto data e luogo, mi sono fatta un regalo, sentite qua, 14 maggio Siena, cioè un concorso che si fa a Siena il 14 maggio. Candidato me medesima, Sabatina Napolitano. Io mi premerei per l'inventiva. Allora, contesto, istituto ho scritto liceo della città di Siena, anche perché la traccia chiedeva un liceo delle scienze umane, classe terza liceale. Qui si fa così, si scrive il numero degli alunni, i BES DSA, diversamente abili, gli stranieri, gli stili di apprendimento, la motivazione, l'interesse, la partecipazione, i bisogni formativi di apprendimento, prerequisiti richiesti, risultati attesi a livello disciplinare e socio-comportamentale. Qui si scrive questo generalmente, cioè tu devi spiegare che classe è, di che tipo di classe si tratta, con che classe avrai a che fare, qual è il riferimento. La disciplina è scienze, gli spazi. Qui si scrive come sono effettivamente gli spazi in cui si va a insegnare. Quindi le aule sono grandi con l'IM,
generalmente. PC portatili, ampi laboratori, ci sono strumenti di didattica compensativa e dispensativa, la legge 170 del 2010, calcolatrici, computer con correttori automatici, libri digitali, c'è il laboratorio di scienze, il laboratorio di informatica, biblioteca, manuali, palestra, salone, giardino e altro. Tempi, io qua per esempio se loro mi dicono programma, ma sta tutto alle commissioni la chiarezza, se loro mi dicono programma una lezione, ma una lezione in un contesto di programmazione non ha senso, nessuno ti chiede una lezione. Che senso ha che un professore ti chieda una lezione? Ascolta, mi dai la programmazione di quella lezione? Potrebbe anche darsi che una commissione ti chiede la programmazione di una sola lezione per testare se tu una lezione la sa fare, ma secondo me, o perlomeno in questo caso, io ho applicato un arco di tempo più grande, non essendo questa un UDA, non è un UDA questa, questo è un esempio di programmazione, perché l'UDA, a parte che si mette il titolo UDA rivolto alla scuola, poi si mette il destinatario, UDA per gli studenti, UDA prodotto dal collegio, UDA prodotto dal consiglio di classe, UDA prodotto dal dipartimento, quindi UDA prodotto in questa sede da questi docenti per il progetto, quindi il mandato, la descrizione, la destinazione si dice all'inizio se fosse un UDA, ma la traccia non ti dice produci un UDA, no, la traccia ti dice produci un modulo di programmazione e quindi io faccio così, farò così. Tempi, quindi in questo caso ho messo 4 settimane, al di là del fatto che mi possa essere chiesta, diciamo, un'altra durata. Strumenti dispensativi e compensativi, ogni docente sa bene qual è la differenza tra strumenti dispensativi e compensativi, metodologie, competenze chiave di cittadinanza, si parla sempre di queste competenze chiave, quali sono? Comunicazione nella madrelingua, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, imparare ad imparare, questo nelle conoscenze, nelle competenze, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale. Strumenti dispensativi, quando gli alunni con DSA vengono dispensati dal fare qualcosa. Questo lo dice la legge 170-210, 2010, che conosciamo tutti, i professori conoscono. Nella fattispecie noi docenti sappiamo già che l'alunno DSA cosa può avere, va bene, però comunque va scritto nella programmazione. La programmazione si scrive anche ciò che è palese, perché una programmazione ha la definizione di essere chiara, lineare. Ecco, se anche venisse un professore che non è madrelingua italiano deve comprenderla, quindi la programmazione ha il fine di essere chiara, lineare e completa, perché è proprio una programmazione, cioè, che poi va al dipartimento, una programmazione che vede il preside, quindi deve essere una cosa veramente seria. Allora, gli alunni di SA possono avere compiti scritti con caratteri più grandi, spaziature del testo diverse, verifiche concordate, possono essere utilizzate mappe concettuali anche durante le verifiche, possono avere a disposizione più tempo per le verifiche, evitare la lettura ad alta voce, evitare di copiare alla lavagna, evitare di prendere appunti, evitare l'uso del corsivo, non prendere appunti scritti a mano, possono essere dispensate dall'assegno a casa o da un eccessivo carico di compiti, possono essere dispensati dallo studio mnemonico di formule e definizioni, e questo lo sappiamo bene. Mi è capitato in diverse classi che io venissi contattata dai genitori, professoressa, ma mio figlio deve avere questo, noi lo sappiamo già bene, perché nel registro, anche se un professore entra il primo giorno in classe, della prima ora della sua vita, nel registro c'è scritto BES, DSA, quindi state sereni, anche chi non è mai entrato in un'aula, perché ci sarà questo concorso, chi non è mai entrato in un'aula, quindi ciò che dico non è arabo, state sereni. Strumenti compensativi, l'IM, materiale di cancelleria, poi mi sono inventata questo kit, va bene. Gli alunni di SA, sempre della legge 170 del 2010, possono usare il computer e programmi di videoscrittura, programmi che riconoscono la voce, la trasformano in scritto, penne che traducono i testi in lingua straniera. Questo è importante, questo concetto.
Questa strumentazione, anche per la didattica inclusiva che io ho inserito, per l'inclusività, questa strumentazione di strumenti compensativi, dispensativi, non è solo per i BES e per il DSA. Il professore con questa programmazione ha uno sguardo totale sulla classe. È evidente che se la classe ha 4 BES, un DSA, bambini o ragazzi con altri tipi di problemi, lo sguardo diventa complessivo. Quindi, per esempio, a me capita, sì, io produco mappe logiche, mappe concettuali, approfondimenti, scrivo alla lavagna nonostante i BES siano dispensati dal copiare gli appunti o dal leggere ad alta voce o da ripetere mnemonicamente definizioni, ma io stessa cerco di avere uno sguardo complessivo, strumenti compensativi e dispensativi, ma inclusivi, tutti quanti devono far gruppo, non c'è di fatti una differenza perché il PDP non è differenziare, ma è includere, questo è importante, il professore lo sa già proprio di pugno, di suo pugno, di distinto, ecco, distinto, quando si legge la programmazione si va in classe e si insegna. Metodologie, qua l'ho detto in breve, però poi c'è la parte dei contenuti, delle fasi, che perché io ho diviso in fasi, chiaramente essendo 4 settimane, metodologie, lezioni frontali, laboratorio, lavoro di gruppo, visite guidate. Io qua ovviamente ho fatto un prospetto, poi anche inserendo delle gite che ho inventato, perché avendo 2 settimane a disposizione mi sono inventata una gita, no, ho programmato una gita al museo dei vaccini di Siena, perché me l'ha consigliato anche Francesco, il mio collega, quindi io non conoscevo nemmeno questo museo, pure io mi metto nella posizione di cui chi vuole visitare questo museo, il museo dei vaccini, quindi mi è piaciuto anche fare da me queste ricerche. La classe. Ancora ripetiamo, perché? Perché la programmazione deve essere dettagliata, non ci devono essere punti tralasciati, ma perché è importante, perché è un documento legale, quindi cioè un documento istituzionale, quindi non va fatto un qualcosa non va trattato un documento con pressappochismo, va fatto nei dettagli. Quindi chiaramente questa me la sono inventata secondo la lezione che ho proposto io, però nel momento in cui tu hai la lezione, la programmazione la fai dettagliatamente. Profilo della classe. Anche io qua ho scritto la classe è composta da 24 alunni con un DSA, è una classe di ottimi elementi con qualche problema per alcuni. Poi io tendo anche a scrivere molto per quanto riguarda i metodi che hanno, per quanto riguarda anche l'approccio sulla realtà. Io tengo molto, insegnando scienze, tengo molto a questo aspetto, ossia quanto è abile il ragazzo, infatti lo metto nelle abilità, quanto è abile il ragazzo a riconoscere ciò che ha studiato nella vita reale, quanto è abile a leggere un articolo, anche se non è prettamente scientifico, perché io porto National Geographic, porto le scienze in classe, quindi porto le fotocopie, però quanto è in grado il ragazzo, anche semplicemente vedendo un video su YouTube, di capire l'argomento. Per esempio, mi è capitato in una classe, non solo alle superiori mi capita molto per il DNA, quando si insegna il DNA, che è in questo caso. Per le medie mi è capitato col buco dell'ozono, quindi mi è piaciuto far capire ai ragazzi, perdonatemi, mi è piaciuto far capire ai ragazzi il meccanismo del buco dell'ozono, che adesso si sta richiudendo. I ragazzi erano entusiasti perché hanno capito che all'interno di questi frigoriferi c'erano i clorofluorocarboni che volavano nello spazio fino all'ozono e praticamente assottigliavano lo strato di ozono. Quindi tutto questo è importantissimo secondo me per quanto riguarda la scienza, diversamente dall'approccio, questo no, vale anche per la chimica, vale anche per la chimica. Stavo parlando diversamente quando poi farò una lezione, se ne ho il tempo, per matematica per le medie. Matematica per le medie è tutta un'altra cosa, anche se anche lì
anche lì ai ragazzi che sono più piccoli gli faccio sempre l'esempio: ragazzi, ma se voi anche gli esempi non solo glieli porto io in fotocopie, ma sono anche nei libri. I libri d'oggi sono fatti proprio per fare la riflessione empirica, cioè si parte ovviamente dal brainstorming, si parte dalla domanda, la domanda è sempre relativa, se voi guardate i professori diano un occhio ai loro libri delle medie, la domanda è sempre relativa all'approccio reale. Se tu hai un campo e devi costruire una casa, un architetto ti definisce una terrazza, devi mettere, devi concimare, devi mettere i fiori, devi andare a fare la spesa quando gli dai di resto, è tutto approcciato sulla vita reale. Quindi la matematica e le scienze medie e superiori si muovono veramente tutte e due le discipline, quante discipline conosciamo noi insegnanti di scienze, verso l'applicazione della vita reale, perché è proprio così. Perché soprattutto alla scuola dell'obbligo è proprio così. Il ragazzo, il bambino, il ragazzo, l'adolescente deve comprendere e comprende, diventa abile nel capire che tutto ciò che viene studiato per le scienze non è materia empirica. Questo è il caso delle scienze. Poi non so, la programmazione per esempio, non mi occupo di programmazione di lettere, storia, filosofia, penso che sono altri, gli obiettivi specifici di apprendimento sono diversi. Nell'obiettivo specifico di apprendimento delle matematiche e delle scienze c'è la riflessione empirica sulla realtà e anche il comprendere, acquisire metodi personali e comprendere la riflessione e l'analisi sulla realtà. Poi qua, se mi dovessero capitare alunni con altri tipi di problemi, io scrivo nella riga. Per l'alunno di SA è stato redatto il PDP, si usa la didattica inclusiva descritta, che ho descritto sotto. Qui ci sono tutte le normative che vengono utilizzate in questa programmazione, spero di non averne tralasciato alcuna da controllare, ma credo di averne messe tutte quelle che ho usato. Le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento sono già 21 minuti e so all'inizio, va bene. Gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali di cui articolo 10,3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numero 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, medesimo regolamento. Poi, raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, legge 170 2010 PDP, legge 104 92 e supporto PEI, legge 107 2005 DPR 122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione, raccomandazione CE del 2006, DPR del 275 del 99, quello sull'autonomia scolastica, l'introduzione del POF, il PSP, e il decreto MIUR del 2014. Se mi vengono chiesti, spiego ovviamente ognuno di loro che cosa riguarda, cosa sono in modo dettagliato. Conoscenze. Allora, cosa mi sono premurata di fare? Ho avuto premura di scrivere le conoscenze secondo le direttive ministeriali con i prerequisiti, perché si parla di una terza liceale, quindi hai i prerequisiti del primo biennio, la fase 1, 2 e 3 di cui viene descritto, di cui la programmazione descrive, quindi conoscenze, abilità, competenze mirate, obiettivi di apprendimento, metodologie, strumenti didattici e sussidi, didattica inclusiva, per ciò che riguarda tutta la didattica inclusiva, e poi qua i contenuti che non ho messo perché chiaramente era inutile in questa sede mettere i contenuti, attività didattiche e aspetti pedagogici, fasi, quindi le fasi per bene, come vanno strutturate, fase 1, 2 e 3 poi si approfondisce, attività di laboratorio che io ho inserito in questo modulo, anche perché l'attività di laboratorio penso che non possa essere così come prova orale e prova pratica. L'attività di laboratorio non può essere assolutamente demandata in altre sedi perché io insegno scienze chimica, cioè scienze della terra, ci vuole il laboratorio è la prima cosa proprio.
ha un'importanza fondamentale il laboratorio, l'approccio proprio con la pipetta, l'approccio con i termini, quindi molto molto importante. Esperienza nella conoscenza quotidiana, verifiche scritte e orali, griglia di valutazione. Questa ringrazio Francesco che me l'ha mandata e veramente Francesco mi ha consigliato di leggere il PTOF e io ho copiato di mia mano, di mio pugno, la griglia di valutazione, anche perché è la griglia che segue gli obiettivi specifici di apprendimento, quindi le indicazioni ministeriali, quindi veramente mi trovo con questa griglia, non ho alcun problema. Anche se sul registro di solito quando si compilano le valutazioni è tutto automatico, quindi per quanto riguarda una programmazione, la griglia, sì, inserisco e inserirei questa. Compiti a casa e attività extrascolastiche, questa è una cosa che metto io e io la voglio mettere, cioè se a me un collega mi chiede una programmazione, la programmazione la faccio a modo mio, come dico io, a meno che non mi dicano guarda c'hai il template che ti ha dato il dipartimento, devi caricarlo nel sito perché c'è la piattaforma, quindi tu segui le indicazioni, ma se loro mi dicono di mio pugno di dargli una programmazione, io la faccio dettagliata, quindi gli scrivo anche i compiti a casa e le attività extrascolastiche, proprio tutto ciò che faccio e le gite che ho programmato, che cosa viene chiesto nella gita, quindi io se un collega mi chiede una programmazione di una lezione, onestamente gli do questo, perché il mio lavoro, quindi glielo metto con i dettagli. Nei contenuti poi gli scrivo come faccio la lezione, ma in questo caso mi è sembrato prosastico, anche perché la lezione è per condividerla, quindi che non ci sarebbe stato il senso di inserire in questa sede i contenuti, però poi se me lo chiedono in sede d'esame, sì, gli dico quali sono i contenuti. Benissimo, quindi questo per dirvi che conoscenze, abilità e competenze mirate sono proprio la base di una qualsiasi programmazione, anche se tu devi mettere mano a una lezione. Per conoscenze che cosa si intende? Conoscenze, abilità, competenze mirate sono la stessa cosa? No, perché conoscenze è quello che il ragazzo impara a imparare, cioè impara con quello che sa. Le abilità è quello che sviluppa a fare, le abilità, mentre le competenze mirate sono quello che io mi aspetto dopo il modulo, solo quello che non è un obiettivo, tiene conto dell'obiettivo di apprendimento, ma a maggior ragione è una competenza di cui io ho l'obiettivo. Quindi sia lo studente che il professore hanno l'obiettivo di mirare a quella competenza. Conoscenze, che cosa ho scritto? Le direttive ministeriali le conosciamo, i prerequisiti per i ragazzi di primo liceale. Al termine del percorso di biennio liceale lo studente possiede le competenze disciplinari essenziali e a livello elementare le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della terra, della chimica e della biologia, questo lo sappiamo. Poi chiaramente questo dipende sempre dalla traccia che mi daranno, quindi cambierò. Adesso vi ho approcciato solo questo per farvi capire io che cosa vado a fare, perché tutti quanti, ma tu come fai? Come fai? Così. Così. Lo studente è in grado di orientarsi sui principi della cellula, nucleo e membrana cellulare, sulla molecola di DNA e biomolecole, questo sì, in terza liceale loro già sanno, loro già conoscono. Ecco, nelle conoscenze, se viene chiesto a un ragazzo di prima liceale che cos'è il nucleo, lo sanno per bene, l'hanno fatto alle medie, l'hanno fatto nei primi 2 anni. Il nucleo, la membrana cellulare lo sanno che cos'è, il DNA hanno idea di che cosa sia, sono conoscenze. Ecco, se qualsiasi professore di qualsiasi parte del mondo che interroghi un ragazzo di prima liceale, trova queste conoscenze. Nella fase 1, che è quella che vado a spiegare ai ragazzi, seguo queste direttive, basandoci sulla strategia di indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di osservazione e sperimentazione. Lo studente acquisisce un metodo unitamente al processo dei contenuti disciplinari e questo è evidente per gli obiettivi di apprendimento. Lo studente conosce nella fase 1 del mio modulo i modelli di ereditarietà, sa come i batteri, i virus e gli altri microrganismi reggono la loro espressione genica, conosce i fondamenti della teoria mendeliana della duplicazione del DNA in procarioti ed eucarioti, conosce i meccanismi principali di trasmissione dei caratteri ereditari e le leggi fondamentali della genetica classica e molecolare.
Nella fase 2 cosa conosce? Il ragazzo, lo studente conosce. Lo studente, alunno, a volte uso studente improprio, però io utilizzerei più alunno. Alunno, va bene. Perché studente forse si usa più per l'università, ma anche se la differenza veramente la differenza non è sostanziale, quindi studente, alunno, oddio, discende no, eviterei anche scolaro, eviterei anche no, alunno va bene, alunno o lo studente, va bene. L'alunno conosce e ha la capacità di orientarsi con rigore scientifico e lessico preciso, questa è un'altra cosa che è fondamentale. Io ci tengo per due cose importantissime. Uno, trarre lezione da quello che si fa in classe per la riflessione sulla realtà, importantissimo, questa prima parte. Secondariamente il lessico specifico, ci tengo tantissimo al lessico specifico. Io credo che le scienze, la chimica, la biologia debbano educare i ragazzi a pensare alla lingua scientifica, che è una lingua diversa. Gliel'ho detto sempre, glielo dico spesso, glielo dico in continuazione, che bisogna parlare in termini scientifici. Lo studente, l'alunno, conosce e ha la capacità di orientarsi con rigore scientifico e lessico preciso relativamente alla struttura del DNA, pone l'accento sui meccanismi di relazione, trascrizione e traduzione e conosce cosa sono i plasmidi. Fase 3, che è la fase di laboratorio, quindi io ho ipotizzato 2 lezioni che si fanno in classe per 2 settimane, e quindi sono tante, non sono poche, soprattutto il liceo delle scienze applicate. Questo modulo, loro mi hanno chiesto in 2 moduli, questo modulo è sviluppato in tanti tempi, quindi perché io ogni volta che vado, può capitare pure che c'ho 5, 6 ore alla settimana, quindi non è assolutamente poco. Non è poco, anche perché i ragazzi devono andare rapidi, quindi io alla chiusura del modulo io ho messo anche l'esperienza di laboratorio, una verifica scritta e orale, scritto, voto scritto e voto orale, perché secondo me anche se è una materia orale ci vuole uno scritto, ora vi dico io come faccio, e poi scritto, e poi che vi stavo dicendo, io ho messo anche l'attività di laboratorio, terza fase, attività di laboratorio. Lo studente indaga la complessità di un fenomeno laboratoriale, applica la conoscenza dei protocolli perché è in grado di comprendere il linguaggio e le simbologie di reazioni chimiche e biologiche. Quindi cosa conosce? Conosce la reazione che gli ho fatto fare in laboratorio, l'estrazione del DNA. Abilità. Questo viene scritto dopo perché nella programmazione è in divenire. La programmazione si fa con lo scopo di aprire il dialogo, di aprire il libro che tu hai programmato in questo caso, perché veramente sembra un libro, o perlomeno come l'ho concepito io, il processo deve essere dettagliato, quindi tu gli devi spiegare tutto e che cosa il ragazzo conoscerà anche nella fase laboratoriale. Abilità, che cosa sa fare, non cosa conosce. Quindi i prerequisiti erano questi, siamo sempre in prima liceale. In termini metodologici, l'alunno era in grado di individuare attività da svolgere in laboratorio, padroneggiare gli argomenti richiesti dalla programmazione del biennio, svolgere attività aggiuntive alle lezioni nell'inquadramento della didattica applicata al mondo reale, questo lo dico sempre, inquadramento della didattica applicata al mondo reale, alla conoscenza della realtà, alla riflessione sui fenomeni naturali. Fase 1. Lo studente cosa è abile a fare? Cioè cosa sa fare, non cosa conosce. Formula domande di una certa complessità sulla natura del DNA. Raccoglie e interpreta i dati relativi alla genetica mendeliana, si pone in modo critico di fronte alle leggi di Mendel e cerca di comprenderne la problematicità applicando rigore scientifico e atteggiamento tipico dello scienziato, dello studioso di scienze. Questo è importante. Cosa è abile a fare? È abile a pensare come uno scienziato. Fase 2. Si pone di fronte allo studio dei meccanismi di espressione genica in modo problematico, quindi è un'abilità questa che si applica nelle scienze, acquisendo quindi conoscenze
non solo scientifiche, ma anche culturali. Lo studio favorisce una comprensione approfondita della realtà, ancora lo ripeto, applica le conoscenze acquisite alla vita reale. Lo ripeto sempre perché è fondamentale, importantissimo. Fase 3. Cosa è abile a fare dopo un'esperienza di laboratorio? Lo studente sviluppa strategia di indagine propri, questo è proprio questo termine lo utilizziamo sempre, strategie di indagine propri, facendo capo alla dimensione dell'osservazione e della sperimentazione. Organizza ed esegue attività empiriche, comprende i passaggi del protocollo di laboratorio. Lo studente acquisisce una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all'interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, perché la fase 3 ha a che fare anche con la gita. Questo è molto importante. Attività e obiettivi trasversali. Studiare il DNA ci fa capire la realtà. Competenze mirate. Questo è importantissimo. Al termine del percorso, quindi prerequisiti quali sono? Al termine del percorso biennale lo studente ha acquisito queste competenze. Sapere effettuare semplici connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni elementari, classificare, riconoscere le situazioni della vita reale e aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. Nel primo biennio, grazie all'approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo, gli alunni comprendono gli aspetti di carattere osservativo dei viventi, della biodiversità della cellula concenni alla molecola del DNA. Al termine di questi modelli l'alunno è in grado di sviluppare analisi teoriche sulla genetica classica e sulla genetica molecolare, sa impiegare materiali di laboratorio per estrarre il DNA, conosce le tecniche utilizzate, le competenze apprese. Nella fase 1, che poi vado a descrivere con tutti i metodi di riferimento, individua qual è la competenza mirata. Individuare collegamenti e relazioni, individuare e rappresentare elaborando collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze. L'alunno introduce nel suo bagaglio conoscitivo i concetti importanti della genetica mendeliana, dell'ereditarietà e della struttura del DNA. Questa è quello che la competenza mirata. Ossia, il ragazzo che va in quarta liceale e affronta il secondo biennio, cosa ha acquisito come prerequisito? Quindi la competenza mirata diventa il prerequisito dell'anno che viene, 21. Quindi la competenza mirata che io estrapolo da questa fase 1, che è l'obiettivo di apprendimento e l'obiettivo della competenza, è appunto l'alunno introduce nel suo bagaglio conoscitivo i concetti importanti di genetica mendeliana, ereditarietà e struttura del DNA. L'alunno riesce a svolgere analisi autonome e a formulare criteri di indagini proprie, ancora criteri di indagini proprie. Si pone in modo critico rispetto agli argomenti studiati e fa esempi relativi ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico. Lo studente utilizza il lessico appropriato. Nella fase 2, che è la seconda settimana, le competenze mirate quali sono? Collaborare e partecipare, interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all'apprendimento comune, perché già siamo in una fase successiva, quindi è stato assorbito, è stato metabolizzato. Adesso i compagni si possono confrontare tra di loro. L'alunno introduce nel suo bagaglio conoscitivo i concetti importanti della molecola di DNA, della funzione del DNA, della sintesi proteica e del codice genetico. L'alunno acquisisce una rigorosa e obiettiva conoscenza intorno al DNA, ai meccanismi di ricombinazione e controllo dell'espressione genica, struttura le informazioni, riflette e dibatte sugli argomenti, sia con i compagni che durante le verifiche scritte e orali. Fa connessioni con altre discipline acquisendo competenze trasversali, cosa a cui io tengo, che si evidenziano dalla programmazione. Dalla programmazione si evidenzia anche il metodo dell'insegnante, cosa sottolinea, cosa tiene.
Fase 3. Imparare a imparare. Ricerca e gestione delle informazioni, spirito di iniziativa e intraprendenza è la fase di laboratorio. Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi, autovalutazione nella relazione individuale sul processo. L'alunno utilizza le conoscenze acquisite per esperienze di laboratorio, conosce approfonditamente la struttura del DNA eucariote e procariote. Il laboratorio potenzia il lessico e le capacità espressive di cooperazione. Obiettivi di apprendimento. I prerequisiti quali sono? Lo studente conosce la cellula e la biodiversità, l'evoluzione e la genetica mendeliana, distingue che cosa sono i caratteri e gli alleli, ma in modo aleatorio. I traguardi per lo sviluppo delle competenze. L'alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla genetica attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire come comprendere il DNA sia importante al fine di comprendere la realtà. Ancora una volta lo ripeto, però questo è un traguardo per lo sviluppo delle competenze. Questo è importantissimo, è un traguardo imprescindibile. Un docente che insegna queste cose alla fine non ha ottenuto questi risultati, deve un po' fare i conti con se stesso. Quindi la programmazione insegna anche al docente di fare i conti con se stesso prima di sbagliare, perché se tu hai programmato se tu hai fatto una programmazione andrà sicuramente bene. Fase 1. L'alunno comprende le interazioni tra ambiente e mutazioni, approfondisce la genetica mendeliale, le leggi dell'assortimento dipendente e della segregazione. Apprende la teoria cromosomica dell'ereditarietà, gli esperimenti di Griffith, gli esperimenti con i batteriologi, la struttura del DNA di Watson e Crick. Confronta i modelli di ereditarietà, l'alunno distingue un genoma batterico da uno umano, si orienta quando gli si chiede della molecola del DNA e della sua struttura, riconosce i principali enzimi coinvolti nella duplicazione, replicazione e trascrizione, conosce e usa il lessico preciso richiesto. Fase 2. Processi di duplicazione, traduzione, trascrizione e controllo dell'espressione genica, spostamento di geni, plasmidi e coniugazione, virus come vettore di informazione, trasposoni, riconoscimento, denominazione, classificazione di enzimi legati ai processi del DNA, esecuzione di analisi e problemi mirati. Fase 3. L'alunno riconosce il protocollo di come si estrae il DNA da patate e banane e dall'epitelio boccale. Metodologie, strumenti didattici e sussidi. Prerequisiti. Gli alunni per il biennio hanno già usato questo tipo di testo, che io dico qual è il tipo di testo, insieme ad altri volumi da me scelti. Io estraggo anche altre lezioni, gli condivido dei file, insomma, riviste specializzate che io uso, National Geographic, Le Scienze Mind, Gli enigmi della scienza. Fase 1. Gli alunni usano il libro di testo, leggono articoli scelti dall'insegnante dal National Geographic e le scienze. Sussidi multimediali e brevi video da YouTube, alle volte faccio vedere anche brevi video alla fine della lezione per ripassare quanto detto, anche perché essendo argomenti di biotecnologia e biotech, loro adorano vedere le molecole, vedere i modellini, a loro piace tantissimo e YouTube fornisce vari video anche con dei tempi ristretti, così come utili a scuola. Visti in classe, il computer a casa e il laboratorio scientifico, questo è quello, i supporti. Fase 2, ovviamente questo è scritto nel PDP per la didattica inclusiva, si parla anche delle metodologie, strumenti didattici, sussidi, già l'abbiamo detto, degli strumenti compensativi e dispensativi. Fase 2, gli alunni hanno usato il libro di testo, e ripeto più o meno quello che si fa, e poi il laboratorio, gli alunni usano il laboratorio scientifico, la LIM, il computer, i libri di testo, gli articoli di giornale. Didattica inclusiva, qua è un po' lunga, la facciamo lunga, spero di finire entro l'ora. Le normative, la legge 170 2010 e il decreto attuativo del luglio 2011 indicano la legge che ha riconosciuto l'esistenza della dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia come disturbi specifici di apprendimento DSA. Si tiene anche conto della direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012 che cita gli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
La circolare ministeriale del 6 marzo del 2013, strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Con le due direttive del 2012 e 2013, la legge 170 è stata estesa a tutti i BES, alunni con bisogni educativi speciali, che hanno una certificazione diagnostica oppure uno svantaggio scolastico. La legge 170 dà diritto a una didattica personalizzata e individualizzata nel rispetto degli obiettivi generali specifici di apprendimento della classe. Prerequisiti. L'educazione personalizzata è definita come un'attività che consente a ogni studente di sviluppare appieno il proprio potenziale, partendo dalla consapevolezza delle proprie aspirazioni e dei propri talenti, trovare metodi e strategie di apprendimento diversi in base al proprio stile cognitivo. In questo mi sono aiutata anche nel libro di Ivo Denisio, che spiega bene questa parte della didattica inclusiva, quindi su questo sì, lo ringrazio perché non conoscendo, non sapendo chi è, spiega molto bene questa parte della didattica inclusiva, quindi mi è piaciuto molto come l'ha trattata e l'ho preso ad esempio. La didattica inclusiva non si limita agli alunni di SA o BES, ma permette a tutti gli alunni di apprendere insieme senza distinzioni di abilità e capacità. Questo l'ho detto all'inizio di questa lezione, è fondamentale, è importante questo punto, teniamolo presente. L'alunno di SA aveva appreso i contenuti del biennio come da PDP nei prerequisiti, quindi parliamo sempre del quadro della didattica inclusiva, si consolida con un ripasso, approfondisce con i nuovi argomenti la genetica mendeliana e molecolare, acquisisce il lessico specifico, analizza i fenomeni scientifici in relazione alle esperienze della vita reale, verifica le proprie competenze e favorisce un dibattito con l'insegnante e i compagni, ha delle esperienze di laboratorio. Questo per quanto riguarda, abbiamo detto, i prerequisiti nella didattica inclusiva. Nella fase 1, sempre della didattica inclusiva, l'alunno è dispensato dallo svolgere i compiti a casa, dal copiare alla lavagna e scrivere appunti, acquisisce la teoria mendeliana e comprende la struttura del DNA, i plasmidi, compensa lo studio con mappe concettuali dell'insegnante che do io, e tavole semplificative per i materiali didattici da programmazione. Le strategie e le metodiche seguono il PDP, la verifica scritta e concordata e prevede l'utilizzo di strumenti compensativi, mappe, riassunti, fotocopie. Nella fase 2 l'alunno è dispensato dallo svolgere i compiti a casa, dal copiare alla lavagna e scrivere appunti, consolida le acquisizioni sulla teoria mendeliana e comprende la struttura del DNA, i plasmidi, compensa lo studio con mappe concettuali dell'insegnante e tavole semplificative, più i materiali didattici da programmazione. Le strategie e le metodiche seguono il PDP. La verifica scritta non ha domande incalzanti, ma tiene conto del PDP, questo è importante. Verifiche scritte e orali per i ragazzi con DSA, BES non devono essere domande incalzanti, perché chiaramente ci sono delle modalità di apprendimento che il ragazzo deve avere, ci sono delle difficoltà se il professore diventa incalzante, magari definiscimi che cos'è il DNA, dimmi perché si chiama DNA, perché 3', 5', no, sei proprio fuori luogo, non sai insegnare. Il ragazzo con DSA e con BES non deve avere le verifiche orali e scritte domande incalzanti perché ha delle difficoltà a seguire questi andamenti. Quindi perché fare delle domande incalzanti? Tra l'altro queste modalità non vanno bene nemmeno per i ragazzi, insomma, che non hanno il PDP. Quindi per tutti è evidente che le domande incalzanti scritte e orali vanno evitate. L'alunno acquisisce le competenze per fare esperimenti di laboratorio, acquisisce il lessico specifico, interagisce con i compagni e l'insegnante proponendo osservazioni. Le strategie e le metodiche seguono il PDP. Qua andrò a sviluppare i contenuti, avendo già io ipotizzato che veniva quasi un'ora questa lezione, leggendo, questa magari la faccio in un'altra sede o sono i contenuti, cioè proprio l'elenco delle cose che io vado a insegnare ai ragazzi con gli orari, con le durate, con le lezioni precise.
Attività didattiche e aspetti pedagogici. Anche qui, che cosa vado a scrivere? Vado a scrivere ciò che io applico a livello di didattica. Quindi, metodologie didattiche, lezione frontale e dialogata, metodo deduttivo induttivo, lavori di gruppo, metodo della ricerca. Lavori di gruppo soprattutto nell'ultima fase dove devono produrre, dopo l'esperimento di laboratorio, un elaborato. Problem solving per migliorare strategie operative e migliorative per risolvere problemi e raggiungere obiettivi. Cooperative learning per condividere valori cognitivi e operativi attraverso la collaborazione, la reciprocità e corresponsabilità. Learning by doing per condividere valori per promuovere il fare, l'operare, l'agire e il migliorare. La strategia per imparare o per imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. E-learning per promuovere l'uso delle tecnologie multimediali e di internet al fine di migliorare la qualità dell'apprendimento, facilitando l'accesso alle risorse e ai servizi, potenziando la formazione autonoma e responsabile. Anche qui mi sono aiutata con il libro di Ivo Denisio, perché mi piacevano queste definizioni e le abbraccio. Mi piacciono molto perché le ha focalizzate. Quindi role playing per far emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma la persona con la propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente. Quindi peer to peer, flipped classroom, debate, didattica breve. Questo ovviamente in sede di poi nei contenuti viene detto bene a che ora, da che fase a che fase, cosa applichi. Nei primi 10 minuti lezione dialogata, lezione di guidata, nei secondi 10 minuti brainstorming, negli altri 20 minuti esercizi guidati, dipende dal tipo di traccia che vi danno, chiaro, che danno. Andiamo avanti. Fasi. Allora, quindi qua per esempio ho approcciato dicendo che la durata della prima lezione è 60 minuti, lezione frontale, brainstorming, cooperative learning, peer to peer, verifiche, una verifica scritta per quanto riguarda il primo modulo, una verifica scritta. Come io faccio le verifiche scritte di scienze? C'è un'altra fase in cui viene descritto come io do le verifiche ai ragazzi, di solito di scienze faccio le domande a risposta aperta e li trovo maturi quando loro mi rispondono a questa domanda a risposta aperta. È un metodo che ho sempre utilizzato, ho sbagliato nell'altra lezione, ho parlato del 2010, ma volevo intendere 2020, non so perché ho questi lapsus freudiani, ma nel 2020, dal 2020 io applico questa formula per le scienze, domanda e risposta aperta. Domanda e risposta aperta, quindi dove valuto molto 5 domande a risposta aperta, ognuna vale 2 punti, dove valuto molto il lessico, capacità di sintesi, obiettivi e veramente molti ragazzi prendono 10, tanti 10, per cui sono tanto orgogliosa, quindi la verifica orale, la stessa cosa, 5 domande, 2 punti a domanda, solitamente sono domande che loro fanno in classe, ripetono in classe, ci tengo molto che si studia in classe. Si studia per bene in classe, ripetiamo sempre le stesse cose, quindi loro vanno preparati all'orale, non è per loro una sorpresa, no. Io sono una professoressa a cui piace essere non buona, però sono portata, essendo io anche, non lo so se in alcuni colloqui di lavoro vedono anche i segni zodiacali, penso che sia veramente un'assurdità insegnando io scienze, però io sono portata dalla nascita ad avere un approccio molto, molto responsabile e sobrio con i ragazzi, quindi sono portata, i ragazzi li porto alle verifiche senza problemi, veramente non ho mai trovato grosse insufficienze, se non proprio per dei casi che erano stati già bocciati, venivano proprio da casi per cui gli altri docenti mi avevano già parlato di questi casi, ma non ho mai trovato veramente difficoltà con le verifiche, mai. Mi hanno resa sempre orgogliosi i ragazzi. Si lavora in classe, si lavora bene e si fanno le verifiche per verificare se tu in classe hai captato. Poi io sono molto attenta, se un ragazzo per esempio capitano le prime ore,
quei ragazzi piccolini, anche dei primi anni del liceo, dove trovi proprio dei ragazzi che si addormentano sul banco o che magari dicono professoressa, io la sera prima sono andato a fare, perché molti fanno attività extrascolastiche, sono andata a conservatorio, sono andato a fare la partita, sono andata e li trovi dormendo sul banco. Allora io sto molto attenta, soprattutto quando le classi sono numerosi, sono molto attenta a chiamarli, a passare tra i banchi. Io sì, passo tra i banchi. Mi rendo conto che è una pratica non in uso, però io passo tra i banchi, controllo se prendono appunti chi non ha il PDP, controllo se abbiano scritto bene, soprattutto per quanto riguarda le molecole. Controllo a uno per uno, sì, ho questa costanza di passare tra i banchi. Quindi loro vanno alle verifiche che per forza hanno captato, perché io sono attenta a farli stare attenti. Poi, per quanto riguarda la terza fase, consiste in un'attività di laboratorio e un'eventuale gita. La verifica è l'elaborato col voto nella seconda fase, quindi verifica orale, estrazione di DNA museo. Fase 1, 2 e 3, ve l'ho detto, si spiega nel dettaglio. Attività di laboratorio, quindi che io ho programmato, un'estrazione di DNA da patata, dall'epitelio boccale, quindi ovviamente i ragazzi hanno i libri di testo, devono prendere appunti perché dopo il laboratorio loro producono un elaborato con voto, quindi hanno un altro voto pure per recuperare se qualcuno è andato male. Quindi alla fine loro veramente escono da questo modulo preparati, sanno argomentare. ehm, il feedback qui ho inserito nell'attività di laboratorio, come potete vedere, ma ci vuole l'ingrandamento, non ho trovato metodi diversi per far vedere queste slide. Feedback. Lo studente si dimostra entusiasta, propone analisi sul protocollo di laboratorio, si prepara l'elaborato e prende appunti. Verifica. Gli esperimenti di laboratorio sono una parte fondamentale nello studio della genetica. Imparare questi protocolli è utile a conoscere meglio la realtà. Lo studente produrrà un elaborato con voto all'insegnante. Poi qua ci ho messo una fase, siamo a 55 minuti e sono le 11 di sera, quindi veramente mi sono data molto per questa programmazione, ma ogni docente si dà molto, è il nostro lavoro, quindi non faccio niente di straordinario. Esperienza nella conoscenza quotidiana. Prerequisiti. Lo studente conosce l'importanza della genetica e distingue che cos'è un carattere trasmesso, riconosce che nel nucleo della cellula si trova il DNA. Durante tutte le lezioni lo studente affronta l'argomento enucleando ciò che è fondamentale all'analisi dell'esperienza reale. Metodi didattici, brainstorming, lezione guidata, peer-to-peer. Feedback. Questo è molto importante. Come vedete in queste fasi ho aggiunto il feedback. Il feedback, ciò che il ragazzo risponde, ciò che il ragazzo fa, come risponde al modulo. Quindi lo studente, l'alunno, comprende l'importanza della genetica nella vita quotidiana, fa riferimenti agli articoli proposti, propone riflessioni e approfondimenti. Verifiche scritte orali, quindi abbiamo parlato. Le verifiche sono per valutare il processo, il prodotto, valutare l'attività del dialogo con gli studenti, valutare proprio l'attività, quindi è anche importante una rubrica di autovalutazione per l'alunno e per il professore. Fase 1, valutazione orale con 5 domande, questo già vi ho spiegato, però va scritto nella programmazione, perché una programmazione, il professore, chi te la chiede, il preside deve sapere tu che gli vai a fare come verifiche, quindi valutazione orale con 5 domande, ognuna vale 2 punti per un totale di 10. Per gli alunni BES di SA si applicano le modalità descritte nella didattica inclusiva e PDP. Fase 3, cioè dopo l'attività di laboratorio, e così resta aleatoria? No, c'è un documento scritto con voto, quindi un elaborato di approfondimento in PowerPoint, lavoro di gruppo, PDF, Word o cartellone sull'esperimento di estrazione del DNA da esporre in classe con voto sul registro. Ho trovato questa esperienza e le altre descritte molto che rende fieri, sia dal punto di vista didattico molto produttive, perché rende fieri sia l'insegnante che gli studenti, che i ragazzi, che gli alunni. Questa è la griglia di valutazione, come vedete va dall'1 al 2 fino al 10, eccellenti, quindi competenze corrette, fluidità, capacità di argomentare esprimendo giudizi critici originali, sempre con 10 si valutano
il punteggio si valuta, il voto si valuta in base alla conoscenza dei contenuti. Quindi i contenuti possono essere da 1, 2, l'allievo rifiuta. Quante slide mancano? Ah, ok, mi posso un attimo dilungare su questa fase. L'allievo rifiuta l'interrogazione oppure non fornisce alcun elemento di valutazione. Questo per quanto riguarda 1 e 2. 2,5 per esempio, chi prende 2,5 del tutto assente non mi è mai capitato, quindi competenze quasi inesistenti, capacità assenti, comunque non mi è mai capitato, mai capitato. A me capita più di mettere 9, quindi competenze corrette, fluidità, padronanza del linguaggio specifico. Mi sto un attimo stancando, però teniamo bene alta la concentrazione, ottime, quindi capacità ottime. Spiego un attimo il retroscena. La fase della programmazione che è stata per me più quella della passione di questa Pasqua, che è stata quella più legata alla croce del professore, è la formulazione delle tabelle. Però io personalmente trovo che le tabelle siano esplicative e chiare, complete e soprattutto visibilmente facili da intendere in qualsiasi grado di istituto. Io poi ho l'esperienza di insegnare in una regione che non è la mia, per cui io sono cresciuta, quindi quando tu vai in un'altra regione come molti professori e fai questa carriera e questa gavetta basata sul girare tante scuole, sul stare in una regione che non è la tua, stare lontani anche dalla famiglia, anche se siamo grandi, siamo maturi, abbiamo una nostra famiglia, dovremmo avere una nostra famiglia, io dovrei avere dei figli, però comunque l'approccio verso l'istituzione, l'approccio verso l'altro è diverso, tu comunque ti poni in una dimensione in cui devi spiegare bene e quindi in questo l'essere pendolari, l'essere lontani da casa, l'essere lontani dalla propria regione aiuta secondo me. Aiuta perché tu ti poni sempre in una modalità diversa rispetto all'istituzione, rispetto all'alterità. Quindi il lavoro forte e impegnativo è stato quello di produrre delle tabelle esplicative quanto più possibile per esercitare quello che è il mio lavoro, la mia disciplina. Poi ci sono studi scientifici che sono più motivati i lavoratori, gli studenti che vengono da parti lontane, che hanno fatto tanta gavetta. È probabile, sì, perché tu hai sempre quel motivo inconscio di cercare di farti capire, come se qualcosa non fosse empatico, perché il problema della lingua forse si pone, avendo insegnato io e vivendo in una regione che non è la mia, però parlando italiano, sento un po' di differenza, poca, però io mi preparo anche a parlare in inglese, quindi nel momento in cui vi farò una lezioncina in inglese, che sarà un altro traguardo bello importante, quindi noterete quanto è importante l'uso delle tabelle, perché se io dovessi affrontare una lezione in inglese mi riuscirebbe personalmente molto complicato cercare di approcciare senza dare a docenti che magari non sono madrelingua italiani uno schema grafico. Ecco, magari ti trovi in una scuola in cui viene un docente che insegna altre lingue in un liceo in cui è contemplata lo studio della lingua con una non madrelingua, tu gli devi spiegare cosa fai, tu insegnante di scienze, ma cosa fai con i ragazzi? Anche perché questo è un obiettivo trasversale, i ragazzi devono imparare i termini in inglese bene, quindi tu cosa fai? Mostrandogli le tabelle diventa tutto più chiaro e deciso e preciso. Quindi capirete come ho valutato questi voti assenti, nelle capacità si va da assenti, decisamente insufficienti per i 3,5, i 4,5 scarse capacità, 5 mediocri, può capitare che per esempio escano dei molti 5, quando la conoscenza dei contenuti è mediocre, le competenze non del tutto autonome e le capacità sono mediocri. La valutazione di un professore di scienze per quanto riguarda gli alunni si basa sul linguaggio specifico, ma soprattutto sulla responsabilità, ossia l'autonomia espositiva.
Quindi quando il ragazzo autonomamente, mi sono capitate delle classi veramente meravigliose, perché sono stata fortunata, meravigliose dove io spiegavo, ma argomenti anche complessi, molto complessi, come le cellule staminali, argomenti che io personalmente, questo lo dico tra me e me, lo posso dire, che io ho deputato complessissimi, ossia come per esempio prendere da una cellula staminale, come differenziarla in un neurone, in un muscolo, in una cellula dell'epidermide, i ragazzi l'hanno capita, ma nel giro di 20 minuti. Allora io mi sono meravigliata di quanto fosse importante anche il processo della storia, perché al tempo, quando io ho frequentato l'università, questi concetti erano, io sono andata all'università, non sapevo, non era un mio prerequisito che la cellula staminale si differenziasse facilmente in una cellula neuronale, se avessi voluto. Invece i ragazzi, adesso che sono piccolini, ragazzi giovanissimi, apprendono questi concetti in 20 minuti. Quindi questa è la grandezza della scienza. Poi la scuola dà tanto, la scuola veramente è un mondo che dà tanto. I ragazzi danno tanto, soprattutto per quanto riguarda la scienza, la scuola, l'insegnamento dà molte soddisfazioni, sia ai ragazzi che ai docenti. I compiti a casa e le attività extrascolastiche a segno per casa. Gli alunni con DSA sono dispensati da sobbarcarico di compiti, lo ripeto ancora. Fase 1, l'alunno a casa legge le pagine dal libro di testo, risponde alle domande alla fine del capitolo, ricopia sul quaderno le mappe logiche proposte, se sono proposte, alle volte sono proposte dai libri, le mappe logiche in tutti i libri, però ne inventa di nuove con l'utilizzo di termini precisi. A volte gli faccio inventare proprio delle mappe logiche se non gliele ho portate già io in fotocopia. Studia dagli appunti presi a scuola ciò che è scritto nel libro. Studia e ripassa il quadrato di Punnett, le leggi di Mendel, fa esempi di ereditarietà applicate alla realtà. Fase 2. Più o meno l'alunno fa gli stessi compiti, però studia e ripassa il meccanismo di regolazione genica dei procarioti con il modello dell'uperone e negli eucarioti con il modello della cromatina. Quindi mi devi fare bene il disegnino della cromatina, come si modifica, nell'operone come si modifica, e loro lo fanno, li fanno. Ho trovato che nella scienza, quando loro fanno i grafici, i disegni, loro trovano tutto molto meno teorico. Sì, anche l'approccio del fare funziona per tanti ragazzi, la maggior parte dei ragazzi. Io ho trovato molto soddisfacente nell'insegnamento delle scienze questo meccanismo di fargli ricopiare la molecola del DNA, loro la ricopiano, di fargli ricopiare duplicazione, trascrizione. Nei libri ci sono le fasi di duplicazione, trascrizione, ci sono come le molecole, certo non è come l'Alberts che abbiamo studiato noi all'università, ma ci sono le molecole disegnate. C'è la polimerasi con la manina, c'è per la prima liceale, poi ci sono più complesse andando avanti, quindi c'è la polimerasi, c'è l'RNA polimerasi. Se parlo con i colleghi lo sanno bene come sono fatti i libri, biotecnologia viene spiegata bene. Io faccio ricopiare, questo è un metodo che applico io faccio ricopiare questi schemini, loro li ricopiano, molti di loro, talmente dall'entusiasmo, mi fanno proprio dei lucidi, loro si premurano di comprare la carta lucida, mi fanno gli schemini, ricopiano sul quaderno e mi dicono: professoressa, questa è la polimerasi, vede come una manina processa il DNA, perché si fa da 3' 5', perché forma questa tripletta, quindi loro inseriscono già, vanno già oltre col codice genetico, perché è degenerato, quindi loro già si basano verso quello che sarà proprio il quarto e il quinto anno, proprio lo studio più approfondito. E loro trovano molto utile fare questa cosa degli schemini, gli piace perché da un lato è un approccio ancora un po' del biennio, quindi con questi disegnini, però si applica poi alle definizioni, al lessico specifico che sarà del secondo biennio, quindi la terza liceale è sempre una fase di transizione. Poi le gite. Nella fase 3 l'alunno impara i protocolli proposti in laboratorio e fa approfondimenti, mette a posto gli appunti sul quaderno di ciò che ha scritto in classe. Sta 1 ora e 7, mamma mia, non mi è mai capitato nemmeno quando facevo le interviste. Gite proposta. Io ho proposto questa gita, visita al Museo di Siena dedicato ai vaccini, Siena Vaccine Center.
Una mattinata dalle 10 alle 13, i tempi, gli obiettivi formativi. L'alunno attraverso il percorso espositivo interattivo si interessa alla storia della vaccinologia con uno sguardo alle innovazioni e tecnologie del futuro. Strumenti. L'alunno può utilizzare i quaderni per gli appunti, i telefoni per scattare delle foto di approfondimento per le reazioni finali. I telefoni si utilizzano solo in questo caso delle gite. Non mi è mai capitato che i ragazzi utilizzassero... No, 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 non esiste. Dal 2020, sono 4 anni, non ho trovato nessuna scuola che la preside concedesse ai ragazzi di utilizzare il telefono. Nessuna scuola. Anzi, tra di loro si controllano e fanno la spia a chi tiene il telefono, i più piccolini. I più grandi hanno senso di responsabilità. Mi è capitato in delle scuole che avessero i taschini, quindi il telefono si mette nei taschini all'inizio della lezione. Altre scuole hanno le casseforti, i telefoni mettono nei casseforti e stanno chiusi. Altre gli scatoli, ma non mi è mai capitato una scuola in cui i ragazzi utilizzasse il telefono, mai, non si utilizza proprio come se fosse una legge non scritta. Poi i telefoni li possono usare alla gita perché fanno le foto. Fanno le foto, in questo senso il telefono si può usare perché è un metodo, diventa uno strumento. Feedback. L'alunno si interessa e partecipa animatamente alla visita, prende appunti e analizza tutto ciò che viene spiegato, comprendendo il senso di responsabilità sociale legata ai vaccini, all'importanza delle tecniche di ingegneria genetica nella realtà. Ho superato 1 ora e 10 minuti, adesso vi lascio sperando che abbia registrato. Buona Pasqua, baci a tutti. Ciao.